associazioni, guardate che questo è un movimento carsico, è un movimento che ormai è permeato all'interno di questa società e oggi quello che avete visto sfilare non è un comitato, non sono comitati, è un insieme di soggetti, è un insieme di realtà che fanno sì che sia il territorio nel suo complesso che sta mandando un messaggio chiaro. E quello che stupisce è che appunto che questi messaggi non siano accolti, siano continuamente sottovalutati e ogni volta sembra si debba ripartire da zero per far capire qual è la realtà tragica che stiamo vivendo da decenni dentro questo territorio. E lo dico perché da decenni ormai continuiamo a dire che c'è un livello di emissione che vale per un solo impianto come quello di una decina di inceneritori. Allora non possiamo continuare a far finta che siamo di fronte ad impianti industriali così. Siamo di fronte ad industrie insalubri di prima classe che sputano ogni ora 160.000 metri cubi di fumi che dentro hanno di tutto. Allora è inutile che andate a misurarli a camino e ci dite che le percentuali sono a norma di legge, perché quelle percentuali infinitesimali che beccate quando le beccate, poi alla fine qui ricadono in questo territorio. Allora quella povera bestia, quella povera gallina che abbiamo dovuto fare analizzare noi perché nessuna delle autorità sanitarie e amministrative si era preso la briga di verificare questa cosa. Allora quella povera gallina è stata lo specchio fedele di quella che è la situazione dentro questo territorio, perché le diossine, i furani, i PCB, il benzene, gli IPA, quelli che sono sempre rispettosi dei limiti di legge e per i quali le istituzioni hanno sempre un grande rispetto per chi li butta fuori, bene, alla fine quelli sono lì e sono lì nei terreni dove pascolano i nostri animali, ma sono soprattutto lì dove giocano i nostri bambini, i nostri ragazzi. E allora di fronte a questo abbiamo ancora il coraggio una volta di sentire responsabili dell'USL, di ARPAV e di altre istituzioni che ci vengono a dire che hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Ma cosa volete vederci morire uno alla volta come mosche per rendervi conto della realtà che stiamo vivendo? Allora badate bene, noi siamo persone di parola e siamo persone che non mollano di un millimetro sulle questioni. La provincia, di fronte alle richieste che abbiamo fatto di rivedere l'AIA, di andare a ricontrollare la situazione, a rivedere il futuro di questo impianto, ci ha risposto addirittura con tono minaccioso. Chiedete la revisione dell'AIA, guardate che forse si va oltre il 2029. Guardate che questi ricatti noi non li accettiamo, la provincia non è venuta al consiglio comunale, la provincia non è venuta qui, la provincia risponde sui giornali. Ecco, allora io lancio la proposta che è un messaggio alla provincia, verremo noi in provincia, verremo a trovarvi e verremo a dirvi qual è la situazione e di questo voglio sia chiaro il messaggio anche al prefetto che attendiamo ci convochi. E lo dico soprattutto alla Regione che fa finta di nulla, che non manda i suoi esponenti a discutere con noi. Siamo all'interno di un'area parco, siamo all'interno del parco regionale, siamo all'interno di un'area SIC, siamo all'interno di un ente che gestite voi. Non potete far finta di nulla, non potete pensare che sia una cosa che riguarda Monselice. Caro Zaia, verremo anche da voi. Allora, chiudo dicendo cosa? Guardate, non sarà una battaglia facile, sarà una battaglia lunga, difficile, cercheranno in tutti i modi di tranquillizzarci, cercheranno di metterci, come dire, un po' di bavaglio, un po' di anestesia. Dovremmo essere forti nella capacità di continuare sugli obiettivi che ci siamo dati,
Per questo è importante che tutti diventino protagonisti, perché abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare a spiegare alle persone che sono ancora scettiche, quelle che stanno vicino a noi, che fanno finta ancora di non capire, agli amministratori che stanno appunto nella gestione di queste cose. Dobbiamo far capire che questo territorio è stanco, questo territorio ha le potenzialità per andare oltre, e quindi io dico tutti insieme, come abbiamo dimostrato questa sera, ce la possiamo fare. Grazie.